preoccupato, sono molto preoccupato. Siediti là. Sì, ma non sperare in una laurea honoris causa, perché sarebbe troppo. No! Adesso tanto regamo 50 proprio 60. Posso stare qua? Certo che puoi. Mi fa piacere stare qua il nuovo anno, festeggiarlo con voi, perché è finito l'anno vecchio con, lo sai, no? Come è finito con il discorso del Presidente della Repubblica, ha detto che secondo me come siamo presenti ci fai proprio un momento. Si fa l'ultimo dell'anno e l'8 e mezza, sempre il discorso del re. Non sta mangiando di nessuno. Sta a casa sul palcatello, pure la mucchiere sta friendo di ceccio. E per lui. E poi c'è ricominciato a pubblicitare nel resto, no? La gente è tutto manicomo, va a parlare, e non mi capita io. Che poi tanti canali. Un sacco, io vedo 400 canali, canale 9 te ne sono Vignitore, 3 canali, no, canale 9. Peppe, allora devi cambiare microfono. Buonasera, sono chi le prime che... Sera poi molti dicevano 4 roppe, capito? Allora, ricapitoliamo, ho fatto magnifico rettore. C'era la censura sul discorso. Andiamo avanti, non fa niente. Dicevo che canale 9 è 3 canali solo, no? Levante di buca, però spingi giù a cagnocchi, levante poca ananza a TV. Che te le volla, te 11 canali te le volla. L'ultimo canale arriva a Maronna e l'acqua. E poi io devo dire che questo qui, il 2010 sarà l'anno del mio amico Waller, perché... No, mi chiamo Walter. Tu non lo sai, Andrea, ma qui questo abbiamo il re della Wallaritudine, che lui fa la televisione ma fa anche la radio. T'ha chiamato, ti scuto a te nella radio. I personaggi sportivi italiani vanno fuendo perché chi si è turmento, non sa pacciata che fa una mezz'ora di trasmissione e non ne capisco il tempo con tutto quanto perché lui in macchina, io molti se ti ascolto nelle macchine, la macchina quando sente a te casi lento veramente Waller, la macchina comincia a chiamarci indietro solo l'albero macic si seccano e foggi pure li date l'assicurazione ci va sicuri più niente però Waller vieni avanti finiscila, vieni avanti che a posso copione. Allora io devo dire che voglio fare un regalo agli amici di Spot Show. Che regalo ci fai? Che per l'occasione diventa Waller Show. No. E io, sai che De Laurentiis le feste di Natale è andato in tutto il Sud America, è andato in Uruguay ad acquistare, a vedere insomma gli acquisti nuovi per il Napoli. Sì, è vero, l'ho letto. E allora io ho uno scoop per te. Uno scoop, una bomba, come dici tu quando dici che scimità. Io devo dire... Le notizie di mercato. Le notizie di scimità e il radio Q. Io ho qui il nuovo acquisto che viene direttamente dall'Uruguay. L'hai portato qua? Sì, l'ho portato qua. Lo voglio fare entrare. Eccolo qua. Eccolo qua. E c'è? Eccolo qui. Dopo Amsic abbiamo Amchiat. È stato in Uruguay, io ho letto anche Fedele stamattina, Enrico, che nella rubrica del mattino quello saranno famosi, chi è? Babacar della Fiorentina. Babacar della Fiorentina, qua abbiamo Babasone che devo dire guarda, ti dico la verità, la trattativa è stata estenuante. De Laurentiis è riuscito ad avere questo grande giocatore, la firma è stata messa durante la notte in Uruguay, infatti chi sta in Uruguay è notte. Lui è bravissimo, guarda qua, il magnifico rettore e il magnifico Giattone. Lui è bravissimo nel gioco aereo, fa molto bene. Guarda il pubblico e fai un colpo di testa. No, ma che fai? Allora, Amchiat, un grande applauso per Amchiat, che forse
però al Teatro San Nazzaro, ma non per dirlo il 29, 30 e 31, e ce l'ha giornata una volta per sotto, perché non sa mai dire. Gennaio, al Teatro San Nazzaro, in un po' particolare, questo spettacolo mio di Nello Iorio e di Nello Marangio, prodotto da Claudio Maffi, in cui ci sarete tutti quanti voi, che dovete però pagare, perché non sa ci si hanno capito tutti, tutti hanno fatto l'uomo, ad mettere una cusarella sotto, entrate oppure offre Waller, che dà una bella mano a Fezzeppola. Peppe Iodice, 29, 30, 31, allora ci dobbiamo... grande successo, buoni, allora ci dobbiamo fermare l'ultima volta, 2 minuti di pubblicità, poi torniamo, gran finale di Sport Show tra poco. Dopo sarà ancora Sport Show.